Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Veronesi Protagonisti. Questa sera in studio con noi Monica Bertoldi, presidente di Federmanager Verona. Benvenuta Presidente. Grazie per l'invito, un piacere. 5 maggio 2018, la data della sua elezione. Ha sostituito il presidente Ciccolin e prima di lei Elga Fazione, un'altra donna. Quindi c'è il ritorno al femminile alla presidenza di Federmanager. 6 mesi quindi di carica, possiamo già tracciare un bilancio. Che responsabilità sente addosso anche nel rappresentare questa associazione? È un ruolo molto importante quello della presidenza di una territoriale di Federmanager, associazione a livello nazionale che conta 57 sedi, associazione che rappresenta il manager industriale del territorio italiano, quindi una persona professionalmente molto capace, culturalmente molto preparata e quindi che si aspetta delle risposte molto concrete e sostanziali, per cui la necessità di essere sempre presenti e dare delle risposte che siano soddisfacenti, risposte che la sede di Verona al momento sta dando molto bene grazie al lavoro svolto dal presidente Ciccolin, che ha organizzato molto bene la sede, quindi io mi sono trovata in una struttura funzionante, molto attiva, in cui riusciamo a soddisfare tutti gli aspetti che vengono richiesti dai vari associati, dall'aspetto di assistenza sindacale, l'assistenza previdenziale, l'assistenza nel svolgimento delle procedure, delle pratiche assicurative oltre questo ovviamente anche la formazione, che risulta un elemento molto importante per il manager da oggi. Un elemento chiave, dopo lo vedremo. Sappiamo tutti che sono stati anni molto difficili per gli imprenditori e per le imprese, ma non meno difficili anche per i manager che hanno dovuto riqualificarsi proprio, come dicevamo poc'anzi, proprio attraverso anche un percorso di continua certificazione, continua formazione, ed è questo una delle leve su cui avete insistito negli ultimi anni in particolare. Certo, questo devo dire grazie al presidente nazionale Stefano Cuzzilla, che ha creduto molto nella necessità della formazione ma anche della certificazione dei manager, e infatti in quest'ultimo mandato sono stati certificati ad oggi circa 300 manager in tutta Italia, suddivisi tra Innovation Manager, Temporary Manager e Export Manager, proprio perché si vuole fornire alle industrie, alle aziende che richiedono dei professionisti altamente qualificati. Il problema è che alla risposta molto veloce che c'è stata da parte dell'industria nel convertirsi all'industria 4.0 dal punto di vista delle strumentazioni, dei macchinari, non c'è stata una risposta altrettanto rapida nella formazione molto spesso dei manager, e quindi Federmanager ha voluto puntare molto su questo. Su questo aspetto. Ha annunciato una parola chiave che è temporary manager, che non tutti gli imprenditori conoscono ancora. In realtà è un'opportunità per le imprese. Sì, è una grossa opportunità il temporary manager, perché dà la possibilità all'azienda di avere una persona formata, capace nello specifico settore in cui viene richiesta, e sono molteplici, e per un periodo limitato per seguire un progetto, e quindi senza avere l'obbligo di dover avere una persona in più che magari non sia in grado poi di sostenere. E proprio questo temporary manager invece dà la possibilità di avere delle risposte efficaci in tempi rapidi, e quindi è un'opportunità assolutamente da cogliere. Quindi un professionista a tempo all'interno, anzi un manager all'interno dell'azienda, che vada proprio ad intervenire in ambiti molto specifici. Anche questa è una peculiarità, no, del temporary management. Certamente, infatti, e qui la formazione fatta specifica sui vari campi, sulle varie richieste finanziarie, piuttosto che economico, piuttosto
piuttosto che commerciale, piuttosto che innovazione, e sicuramente è un fiore all'occhiello di Federmanager. Prima ha citato il nome anche del presidente nazionale di Federmanager, Cuzzilla, il quale ha stretto proprio un dialogo serrato con il presidente nazionale di Confindustria Boccia, proprio per cercare di intensificare i rapporti tra le due associazioni e per far sì che ovviamente il dialogo sempre più costruttivo aumenti le possibilità di riqualificare sia alcuni manager ma soprattutto alcune aziende, no, che possono in qualche modo beneficiare della preparazione di questi professionisti. Certamente, il presidente nazionale Stefano Cuzzilla ha fatto un grandissimo lavoro nel suo primo mandato, che è scaduto qualche giorno fa ed è stato eletto adesso al 10 di novembre e praticamente con un voto pieno, all'unanimità, ha preso 3 voti in meno di quelli che erano i votanti, una cosa del genere, quindi direi assolutamente, ma le è stato riconosciuta questa sua grande capacità di riuscire a relazionarsi con Confindustria, perché l'associazione di categoria dei manager non può andare avanti da sola e non essere allineata con le richieste e le esigenze di quello che poi è la controparte Confindustria. Insieme hanno anche ideato il presidente di Confindustria Boccia e il presidente Cuzzilla di Federmanager una nuova associazione che è Formanager, al 50% di Confindustria, al 50% di Federmanager, proprio per mirare a soddisfare le esigenze dell'industria che si trova in questo momento di profonda crisi ma anche di profondo cambiamento, e con la figura del manager, che ovviamente deve anche lui evolversi, cambiare, perché quelle che erano le competenze di una volta non sono più sufficienti. Uno dei temi importanti per Federmanager è il tema della conciliazione. Lei ovviamente da manager e donna lo sente ovviamente, l'ha provato anche, no, questo tema addosso con la famiglia, gestendo famiglia e lavoro, non è sempre semplice. Il problema della conciliazione è un grande punto su cui ha lavorato Federmanager. L'anno scorso a livello nazionale c'è stato un grandissimo evento in Città del Vaticano, il 4 di maggio, che era l'altra dimensione del management, dove erano coinvolte sia figure di alto livello del mondo diocesano, del mondo clericale, del mondo di industria, mi ricordo anche il CEO di Ernst Young per dire, e del mondo anche di Federmanager. Perché siamo consapevoli ormai tutti che comunque la presenza femminile è stato dimostrato nelle aziende dove c'è presenza di femminile a livelli apicali, porta comunque sempre un'innovazione e anche un valore aggiunto. La conciliazione è molto migliorata negli ultimi 15 anni, da quando vedo io, però rimaniamo ancora molto indietro in Italia rispetto a tanti paesi europei. Quindi guardando proprio al futuro, e siamo in conclusione di questa nostra chiacchierata, ovviamente si guarderà con interesse, scusate, proprio a questo tema e ad altri temi che magari adesso in conclusione ci dirà. Come immagina, come auspica il futuro di questa associazione per i prossimi anni? Lei ha appena iniziato il suo mandato, che ricordiamo durerà 3 anni, ma ovviamente possiamo guardare anche un po' più in là, no? Certo, dal punto di vista conciliazione, adesso a livello anche di Federmanager Veneto, perché poi le singole territoriali della regione Veneto sono unite tra di loro nell'Unione Veneto, e ci sarà un evento in marzo organizzato proprio a seguire di questo evento fatto in Vaticano, proprio per continuare queste politiche di conciliazione scuola-lavoro. E abbiamo intrapreso anche qualche contatto con l'assessore di Verona, la dottoressa Briani, che anche lei è molto attenta, viene da questo campo di pari opportunità, e quindi speriamo anche con lei di fare qualcosa. Per quanto riguarda Federmanager a Verona, ovviamente il nostro
Auspicio è di aumentare il numero degli iscritti, perché Federmanager è un'associazione di categoria dei manager, che vuol dire dirigenti in servizio, dirigenti in pensione e dirigenti che hanno perso il lavoro, inoccupati, ma che tramite le certificazioni, la formazione eccetera sicuramente auspichiamo trovino Possano... un altro lavoro, i cosiddetti professional, cioè quelli che pur essendo usciti da una carriera dirigenziale hanno deciso di proseguire l'attività come consulenze alle imprese, e di queste appunto molti hanno ottenuto la certificazione. È un auspicio, insomma, condiviso anche da noi. Ringraziamo quindi Monica Bertoldi, presidente di Federmanager Verona, per questa chiacchierata. In bocca al lupo per la conclusione di quest'anno e ovviamente per il 2019, che auspichiamo appunto che sia di grandi soddisfazioni. Grazie mille.